un ballo di sapori. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Che Natale sarebbe senza gli struffoli? Gli beh. struffoli, guarda là quanto sono belli. Quelli mi piacciono con tutti quei... Ma per me sai che sono le palline magiche, perché queste palline tolgono la tristezza e danno solo felicità. Il composto come è fatto? Sempre con la farina, il burro, le uova, le scorzette di agromi, il liquore all'anice e poi vengono fritti e nel miele, vi raccomando a casa, mettete il chiodo di garofano, perché il chiodo di garofano profuma tutta la casa. Solo che poi tanto ti rimane un po'... No, è digestivo, guarda che fa benissimo. Poi a un certo punto sulla tavola di Natale, in quella napoletana, arriva un raffaiolo. Un raffaiolo è un detective che ispeziona la tavola e si fa spazio. Perché vedi quanto è bello, guarda. Non l'ho mai visto questo. Ah, questa è una cosa esagerata. È fatto tipo un pan di Spagna e poi con una glassa sopra che diventa la regina. Ma è buono? È buonissimo, è una cosa. Ma tu ti rendi conto quante cose buone sono nate nei nostri conventi? Hai capito? Infatti lo diceva anche come era Suor Claretta, no? In Sì. Sister Act, te lo ricordi? Sì. C'è forse qualcuno che non ama le suore? Tutti adorano le suore, È te lo vero. ricordi? No? Irresistibile, irresistibile. Ui, Buon Natale a tutti. Torniamo al nostro menù. Come siamo messi? Come siamo messi? Che è successo? Benissimo.